Portare troppo verso Roma e troppo verso Banca Italia, secondo me qualche problema lo può creare e anche incisivo, ripeto, al credito, soprattutto nel mondo economico. Anche il presidente del Consiglio regionale Veneto, Roberto Ciambetti, è critico nei confronti della riforma del credito cooperativo. Una riforma che rischia di impoverire i territori lasciandoli orfani di uno storico interlocutore. Se da un lato sembra necessario un cambiamento, il rischio però è quello di snaturare la natura stessa del credito cooperativo. Quello che sto vedendo è, secondo me, una eccessiva centralizzazione, una mancanza di governance a livello territoriale e, come diceva lei, un allontanamento dalle imprese, dai cittadini. E quindi io ho mandato anche dei messaggi, ho portato le persone dal sottosegretario Bitonci che sta seguendo la cosa e che mi auguro possa essere incanalata, ripeto, rispetto a una presenza storica e territoriale delle BCC che erano comunque un punto di riferimento per un tessuto economico come quello nostro.